Saluto a tutti, siamo Durradi a Contami, siamo un pari a un amico, ben arrivato, Francesco Bacchis, professore associato dell'Università di Cagliari, antropologo e trombettista. È musicista pure. Ma un bel di cosa di dire, quindi abbiamo una puntata bella impulsante. Intanto come ti chiami? Siamo un po' di tempo che non ci vediamo. Sei su 15 anni, su in cappa, no, che non si biega per fare cose sampari. Io faccio i belli bianchi, tu l'hai bessi tutti quanti. Con sicurezza non divento più Infatti mi hai detto, andiamo allo trucco e parrucco, no, siamo appunto così. No, adesso ti sono bianco. Però ma ti trucca su proprio, può essere meglio, per belli te. Tanto Francesco, è un piacere averti in occhi. Piacere mio. Fammi demo un po' careddo di questo che è l'attività di Doia, tanto professori. L'identità saglia battè, che cos'è? Bella domanda questa. Faccio ricerca di antropologia all'Università di Castello già da anni meda, ma sei un areo strutturato, incardinato all'Università del 2018. Mi sono occupato, ho fatto circa fino a pizzo delle identità, già adesso 2006-2007. Abbiamo pubblicato con Giulio Angioni, su Spacciato di Giulio Angioni, e Tatiana Cossu e Benedetto Caltagirone. Un libro che non so che sia di importo però è stato... No, io penso che sia di importo. Tu sei uno dei ridiscenti di Giulio Angioni. Sì, si deve studiare con isso, mi sono laureato con isso e ho dottorato con isso e tutto. E poi collaboro con isso, ho fatto una trasmissione radiofonica in sardo con Giulio Angioni in Sanrai. Si può dire che è in Sanrai? Sì, si può dire. Che si è seriata a moda nostra. È con isso che ho cominciato a mi occupare, a portare innanzi circa a pizzo di ittio innai identità, con due misure, con due idee critica, non critica, ma critica tutto questo che si fa a pizzo di identità. È una maniera di fare circa a pizzo di gusto vuedo, avanti di tutto, e di tutte le movitudini politiche, i fatti, se la può dire con un vuedo francese, performance, o inglese, non so cosa. No, performance Noi a Sassari siamo ben bravi con il francese. Ah, è vero, sì. Potete dire questa cosa che faccio. A pizzo di questo vuedo identità. E dunque abbiamo pubblicato nel 2007 questo libro che si era Sardegna seminario sull'identità, che è bessio a forza di un convegno, di un seminario che abbiamo approntato come dipartimento in Sarsa si seria dipartimento di filosofia e teoria delle scienze umane, a pizzo di un progetto che vi ha costruito il progetto del Museo delle Identità di Nucoro. E dunque si diventa la collaborazione delle regioni, in suo tempo si doveva arrivare solo residenti, chi insomma è connota questa cosa era fatto un progetto umano di ristrutturazione di tutta la sarrezza museale della Sardegna e dove via da non scetti, questo che era dei piesi stetti sul museo meno in Castello, su Bettile, dove via pure sul museo delle identità di Nucoro. E dunque prima di fare sul museo, giustamente, SISRE, l'Istituto Superiore Regionale Etnografico, sa regione e su dipartimento in Idraballa Museo, stiamo dottorando ancora scienti in suo tempo, e approntato seminari, convegni, eccetera, eccetera, discuti di questa cosa. Abbiamo fatto questo convegno e Giulio Angioni è azzerriato, un antropologo, non c'è antropologo, che si è occupato di Sardegna, che fin da questa generazione è una cosa mia, o a questa prima praticamente tutti gli antropologi che diventano all'Università di Castello e in cussa de Tattari, a parte Gallincuno, Gabriella Mondardini Morelli, per esempio, sta spacciata e Savur Bonanima, chi traballava in Sassari ha fatto circa in Africa pure, però sa per parte traballata a Pizzo della Sardegna. E dunque si ferma a Tobiao sotto Sompari. E di via bessi questo libro che Naresu esti un vago come si può dire, volta non ti passavo anni smeda, una fotografia di una bidei critica a Pizzo delle identità. Ita poi non è bidei critica a Pizzo delle identità. Non poi a criticare la gente che fa politica delle identità. No, poi la parola identità la sappiamo in ogni luogo. In ogni luogo, ma questo poi finza poi in ragione economica, se poi tutte le autonomie speciali, come questa Sardegna, non sceglie questa Sardegna, ma oramai già è proprio una politica,
accappiata a memoria, accappiata a questa che si dice valorizzazione del territorio, no? E dunque calisiola chi sia logu, sa gente ciccata, de si differenziare dai esatto su po' questioni economiche pure, no? E dunque le terroir, come diceva sempre in francese, sono questioni di mezzo in francese e mezzo in sardo questa volta. Dunque non c'è scetti mai in noi, no? Bisura critica, bidei critica, boinai a approntai al ragionamento su a pizzo documenti beni di fraigata si identitati. Donendi, partendo da una questione che ormai assumanco del saccabu degli anni 60 in antropologia è clara, vodottus, che si identitati no esti o a scatuledda in noi due punti nareusu, is cosas che vainti usardu, ponai, pochissimo di Sardegna, o sa ricetta della sardidade, ma esti una cosa che cambia in su tempus, a seconda... Con i bassoni, con le attività, con chi che fa. Con tutto questo che fa. Con la ringa, buru. Con la lingua, che cambia la lingua pure. La lingua è interessante, a me è interesse questa cosa, poi è chiaro come funziona la lingua, è più chiaro come funziona l'identità, di questo concetto astratto, no? La lingua invece da su ogni dì, e dunque cambia da dubieus, no? Posso italiano pure, posso sardo pure, dubieus, che finché sa 50 anni fa di computer non anemus, no? E questo fu che si aprirà de voras, altri che nascono dentro questa lingua con dinamica, ma io sono linguista, quindi non ci brinto, mengo poi di nuovo mi anta che no per diolesi, ma l'identità è un concetto più astratto. E dunque fai circa a pizzo di questa cosa, scendi che uno, non esti una cosa nareusu, una ricetta, una cosa donata e fatta o ottavo dottus, non esti manco una cosa clara, no? D'ogni dì, mensu vai, mensu pensai, mensu approntai su traballo che fa Deus, mens politica, si scerada una laccana, ponai iti è sardu, ita no è sardu. E questa laccana da scerasa e cambia da seconda di questo che fai. Si faccio l'esempio, no? Due punti Stetius il suo passato, circadoris, antropologi, non c'è antropologo, quindi storico, come Hobsbawm, Ranger, che hanno lavorato a pizzo di questa cosa. E qualcuno dei gusti addirittura arrivata a Nike si identità di una specie di maglietta, no? Come questa maglietta che venivano su Dus. Saprinella. Esatto. Che a seconda dei miei anni, mi pongo una maglietta differente, mi pongo una camisa bella, poi andare a una goia, mi pongo una camisa differente di 4 colori, poi non si ingiua ad votare i tannisci, si ingiua ad andare a una goia prima, insomma, via di Aici, tutto vestito di niente, no, ma ho interrubando vestito di niente. L'identità di poi qualcuno è finza sulla cosa di Aici, e dunque poi gusto, poi ognuno di noi tiene differenti maniere di contare, di performare, l'appartenenza a cosa sua. E dunque si passai po' sardu, si passai po' bidaio, si passai po' casteddaio, po' capesusesu, po' tattaresu, poi finza po' italiano, poi europeo, poi occidentali, che si può in questo fuoco che si ancora un casinao. E dunque è una cosa che si scerata di po' di a seconda di questo che fa Deus. E dunque questionai questa cosa è complicata con il fatto che invece quando noi questioniamo delle identità, questo che succede è che non può scontare come che fosse una cosa naturale che sia chiara. Tanto se ho compreso bene, non abbiamo l'accana con l'identità, cioè la raccana ma è una raccana che è astratta. Come è come vedremo sul castello di Santo Miale, no? Noi due punti, tutto i muri, eccetera, eccetera. Noi su pochi questionai di identità di questo muro, due su e più su fai, ma è come che fai, senti, lui si arrodetta a lascio, e ogni volta si sposta da avanti a Satra, prusa a Cruzzo, prusa a Longo, a seconda di questo che si fa facendo. Ma la politica delle identità, questo naturalmente cambia da vita si deve scerai, no? Per esempio, tornare alla lingua. Quando un'autonomia speciale o non sceglie un'autonomia speciale decidi di fare una politica linguistica di promozioni, poi l'ACANAS narra depisi questionare questa lingua e non podisi questionare un'altra lingua.
naturalmente la gente è intelligente, no? Noi che abbiamo una gianna, cioè manna, chi re, con la rimba, con l'RSC, e che non la può fare alla fine, come ti rigi uno spartito musicale, no? Sì, ma... E quando gioco i regoli, riso che da voi la papè documenti mi vieni. Certamente, però in regola pure potete si cambiare come si impara la musica, no? De Stockhausen, de Schoenberg, che quando si cominciava a fare musica tonale, no? Questa musica funti cambiata in regola, ponai questo è un coni di musica, questo è un spartito, questo è una musica, quest'altro invece è carraggio, no? E dunque poi ti cambiare questa regola, ma questa regola due punti. E dunque è questo che pone in complicazioni in me da questa questione delle identità. Tornando a questa lingua, come cioè, Deo è un po' di immaginare, una provocazione questa, no? Chi Deo, autonomia speciale di Sardegna, now Deu, Deppu, potai innantisi, Sarvai, Cicai de Amanniai, sun preude su sardu meinis medias, no? Come si fa di muy e tutto. E s'allacana da pozzuonni, allora pozzonai, per esempio, si deve di questionare scetti in limbasa, che siano limbasa locali di Sardegna, no? E dunque, tu questa cosa sassarese, devo questione capitanese, e fate questa trasmissione. S'allacana da pozzuonni per la cruz pure, pozzonai, ma su tattaresu è una lingua loglotta. Sì. Come ti da monese? E quindi, ma podinai, fortunatamente non succede aici, perché la gente ci pensa di queste cose, ma podinai no, deu bollu, potai ainantesi su sardu, e dunque itavazzu. Serru s'allacana per la cruz, e now, per esempio, su tattaresu, su castellanesu, su da barchinu, Salgheresu, su Gadduresu, siamo noi insomma che con i murilaccani, muretti a secco, poi in tema di Sardegna. Muretti a secco, Nareusu, Sallacana funziona di Aici, dunque a fare circa pizzo di identità di Boinai, però un antropologo che Nareusu si occupa di questo che la gente fa di noi. In italiano, nell'anno Moretti, facciamo cose e vediamo gente. Questo fai antropologo, no? Fai soreri, come ti sembra, almeno in castello. Passa questo tempo con questa gente, poi imparai come funziona questa società, questa cultura, e sul rapporto inter questa società e questa cultura con la misura etnografica, che poi appunto a ciappare questa gente, da tobiai, imparai a fare come te isso, e dunque come si studia questa identità in antropologia, si studia castiendi come questa gente fai e narra queste identità. E tanto con chi c'ha idea che mai detto, mi viene una pregunta. Come ti vai con i giovanotti dell'università a fare piazzi chi c'ha materia? Perché pari se uno dice antropologo, esce antropologia, pare una cosa un ben male, tanto invece un bebedda che vai a studiare, come ti hai detto, il rapporto che beh, cosa si giamba. Come ti vai a fare piazzi ai giovani la materia? Visto che mi veniva in mente mentre eri fabbidendo di Riraccani, di Ridentidai, un influencer X che bigliava il telefonino e si boni a fabbidà di identità esalta o di laccana. È prego. È prego, vero? È prego, ma è giusto. Fazzi un po' di si può di casino. Certo. Però anche io non so conosciuto da antropologia, si vede una bassona X che mi fa vedere di laccana, ma da poi andare a vedere che non è Francesco Bacchis, che è un antropologo, magari prova a darmi di rigosi che non so veri. No, questo è giusto così, Nasadui. Però ponosu, antropologo, ed è interesse vinzas a gusto, vinzas su vattu, cioè non è come non è una scienza sperimentale, la nostra, è una scienza interpretativa. E dunque, chi tu in asa che sul mondo è prano, no, non su duscioso, non è di aici, non è di aici, punto, e basta, ci funti sprova, c'è esperimento, ci funti tutto solo di cose. Chi tu in asa si identità di sarda è questa cosa, questa questione è più complessa, e dunque questa antropologia si interessa pure de comprendi custos fenomenos, no? Come è che in italiano si è declinata, come è che è performata, fatta, agia, analeuso. Giocata, giocata, si identità. Giocata, si identità a intro dei social media, itasinare da queste identità. Ita succede quando l'incuno, un influencer, uno che va di content creator in media no uso, decidi di denai i musiconti tutti queste identità. Itta conta, poi itta du conta, questo è oggetto. Commenti du conta, appunto, naturalmente.
questo naturalmente dei presidenti formazioni a pizzo dei new media, poi te che non ci comprende nuda, poi chi non tesi, chi non conosce, ma questo è un'antropologia sempre di aici, depesi imparai a dove negli ultimi anni mi sono occupato di TikTok, non a pizzo della Sardegna, a pizzo delle migrazioni internazionali, dei figli su un areo di questo che seriaso italiano non uso, a poter più imparai a Ti hai fatto un profilo TikTok? Mi sono fatto un profilo TikTok. E chi c'è una nuova? Chi c'è una nuova? Francesco Baschis su TikTok. Su TikTok, ma c'è su di sito cosa mia, non vi è nuda. Poi si vede ancora lurking, come si dice, cioè sono castiendi, incominciando a mattopiare con gente. A poter più imparare a via da questa cosa, no? E dunque si può fare circa in ogni luogo, come ti vai a fare praci ai giovani, alle generazioni più nuove. Ma questo è, secondo me, è un problema che è un problema didattico, ovviamente, ma questo finché sa che uno banda universitaria e fai su docenti di epigrafia latina. Il problema didattico tu devi sempre, come ti vazzo a comunicare una cosa che è specialistica, chi devi un limbazzo serrau, chi devi isfueddu susu, chi non intinai, faccio esempio, cultura, chi non intinai proprio questo che doi esti voras dell'antropologia, no? Come ti faccio a comunicare esatto? E dunque è un problema dei dottus. Deu, post esperienza cosa mia, pubblico che doi interesse me da questa antropologia. Finza meno in Castello, adesso voi esempio a scuola Manna, Ernesto De Martino, Alberto Mario Cilese, Giulio Angioni, o Azzurra de antropologo de importo, che funti scrobetto sui mui fora savuro d'Italia, fora d'Europa, come Ernesto De Martino, dove esti questa storia da Ernesto De Martino Wave, in mui, dove funti congresso in America, in ogni luogo, e isso ad imparare noi a Castello antropologia, storia delle regioni, appunto di etnologia, finza cambia molto su 65, adesso voi gusto, adesso dunque sa su vuedo antropologia ma in noi significa in Sardegna cosa un vago differente sul resto dell'Italia, però di interesse. D'ognotta che noi vado sulle lezioni di collega cosa mia, dubioso che c'è gente, per esempio, ci studenti che scerano da donare su corso di antropologia, mancai non sia da a Marolla, Nareuso, a donare a introdurre su percorso di funtiva di Issusu. E poi naturalmente questa questione che tocca a porre in proi lezioni, questa didattica in generale, questionando le cose da deo indi e non facendo biri antropologia come si faceva in Udempus, ma non meno in Castello, perché noi è sempre dentro una tradizione di antropologia at home, in inglese, di prima, se antropologo sardo, saprupate studia a Sardegna e dunque se tu bessiesta di sala universitaria e biesta questo che ti tenta imparare, no? Torra sta vita dei Castello, dei Tattari e biesta i sbeccittedde se mancai tanti sciu che va diventare sprebus, eccetera, eccetera, che diventa imparare all'università, no? E tu comprendiasti in una maniera differente, con due idee differenti, poi te studiare antropologia. Ma l'antropologia classica viene sempre questa britannica, questa americana, più spago, ma questa britannica soprattutto, questa francese, già che dentro sul colonialismo, fia la scienza dei schifunti attesi, dunque di andare a studiare maneras de vivi, de vai, de pensare, de gruppi de cristiani attesi meta culturalmente, socialmente e finza geograficamente, de gusto che viene questa maniera di vivi, cosa tua. Quindi, secondo me, gli studenti si appassionano di Brusu, chi tu fai sa postura contemporanea dell'antropologia. Dunque, mi capita di presentare tanti sciu, uno fa questa parentela, no? Che quando siamo studianti da non spero che questa parentela poi te un linguaggio tecnico complicato, soprattutto prima quando si studiava i sistemi di parentela, dunque in maniera se fai parentela differenti chi entra a studiare a capo dell'Ottocento, a metà dell'Ottocento, eccetera, eccetera. In cui quando tu che stiamo di parentela e fai sapere, per esempio, come te che è cambiata questa famiglia, no? Sul fatto che ci funti formas de step 15 in inglese, de semi-parentalla, no? Adesso, parentalla che non è parentalla. Chi funziona da come questa parentalla, coppia storrata, che hanno divorziato e dunque sono figli con femmine o maschi differenti, ma gustus intre issus, si va in momenti che vi senti fradissi, no? Questo, no? Che è una forma di parentale sempre più diffusa in Europa. Chi questiona queste cose degli aici, dus abizzas a
tu imbizzas a pensare in maniera differente e tenti passioni per l'antropologia. E commenti che hanno questioni dessa vita che va in spicciocchedos, quando Brinta ti insegna sull'imano dell'università, e dunque in lingue, e tenti di anni su questo, no? E gente proprio vitichedda, chi può spiegare il concetto, questa teoria, tu imperas, esempi che funti dessa vita in zoru, tu comprendi meglio e si imbizzano tanti sciri dei brusso. E questo secondo me non è tipo me che può mettere sulle lezioni di Deo, ma dubio dei colleghi pure. A pizzo di identità di Deo quest'anno che spaccendi sul primo semestre, dunque in Attongiu, ha fatto un corso a lettere a Primotta, non poi mai insegnato a lettere proprio sul corso delle lettere dell'Università di De Castello e ha deciso di fare, già che via sa Primotta che faremo un corso in lettere, un corso a pizzo della scuola antropologica Castellaia. Appunto, la scuola antropologica sarda, poi ci fece eso altro pure desastre, no? Però si questiona o della scuola antropologica Castellaia o della scuola antropologica sarda, poi appunto tutto questo in Bessiu a Pillu, a Pusti, del suo magistero de Martino e de Cirese, questo due grandi antropologi, no? E ha proposto dunque in programma, libri, articoli, eccetera, eccetera, e ha spricato a lezioni scetti cosa sarda, praticamente, no? E a Pupiu, quando gli esti interesse me, ma anche se tanta cosa, poi te funti i brubecci, non ci funti brusu, e dici che sa buonanima di Clara Gallini, che ha studiato in Novenari, in questa provincia del Nucolo, in sa gente, i spicciocchetti andante, hanno detto, ma aia mia, mamma mia, ma no, che da cutto a fare questa cosa, eccetera, eccetera. Ma questa cosa funziona pure che lui chistiona de Sardegna de Oindi, che non è pure cosa che hanno studiato. Tanto i discenti due sono contenti, sono contenti. Io penso che sia non scetti un luogo per l'antropologia, uno spazio per l'antropologia, poi comprendi meglio su questo che succede, e questo si poi in generale a prescindere dall'università e dalla didattica. Ma tu siete interessato a pizzo dessa metodologia, cioè si spanta, per un'idea di quando comprendi che s'antropologia socioculturali non esti nareusu commente altra scienze sociali accappiata proceduras nareusa metodologias serradas ma si impara fadendi a bottega, no? Infatti manuali di circa de campo che è etnografia, questo che va del noso quindi funti ma non riuscito devo che tu lì vabbè questo non si impara fadendi, ma come questa filosofia è tutto questo non la Schelling, beh, cosa, è un travaglio d'artigianari. Assolutamente, a bottega. Tu devi imparare a bottega, non ci funti altre situazioni che potete da gatta sa sempre come questa vita di ognuno di noi, no? Di ognuno di noi vive di vita differenti, sì, certo ci funti modelli, questo che osi, no? Devi uscire azzurra de cose, non fai danno quando si fa di circa de campo, poi chi tu brintas a intro di un contesto. Se si riesci a fare cose, tu se si vivendi, è rischiosa pure questa cosa. Infatti ormai non si impara manco più su devono d'un per più, su voi di informatori, no? Che è questo che devono subiniccare dei ingressi, su informant, e chi si impara l'italiano, c'è informant, informer in inglese, vabbè, è una complicata, ma noi ci scelto voi di informatori, che sono proprio della polizia. Non si impara più sia per questa regione, ma pure poi quando tu vai circa de campo e brintas entro del suo contesto chi sei studenti, diventas amico di questa gente. E dunque se voi te devi traballare a pizzo dei memorias dei minatori dei susurcisi. Si intendeus quando me ne nasce figlia mia, ma ti zerriavo, mi fai gli auguri, si bieus, dusu convita a fare mi convita a taissus, banda di interni. Cosa tratti l'umano, cosa tratti le bassone. Esattamente. E questo secondo me è questa cosa che spanta dei brusu i studenti. Quando comprendi che l'antropologia funziona dici. Poi è difficile se tu vai, perché universitario, quindi è tutto un conedus, non è questo che ho fatto un oso, ci funti su sistema, questo di bachelor e master quindi su triennale come in italiano e sa magistrali e dunque sa fai su azzurra de materia e raramente di su tempo su de
te passai un anno un trego, per esempio. Andare nel campo. Questo è difficile, poi c'è molto sorrellesi, giustamente, di tutela, che i voti spicciocchi da fare circa del campo, dopo questa assicurazione, ma è cosa che riguarda tutti, se vizza di archeologi, no, che arriscano di bruso pure di noi, quando vanno spicciocchi a fare scafo. Bene. Francesco, siamo in un luogo ispantoso, Beddareddu, un calcedo di Santo Michele. In calcedo, noi a Sassari ne abbiamo rampato in terra, un calcedo, cioè non noi, loro, ne abbiamo rampato in terra, noi un piccato a chi abbiamo le storie, l'identità. Come ti vemmo, secondo te, a divinzare l'identità Isalia? Tocca da comprendere i taboinai identitarizzati, come dicevo prima. No, è una pregunta amara, chissà. Già. No, secondo me, Nareuso, in politica di identità c'erano sempre, come dicevo prima, quindi dunque fai di cose, che vuoi intendere di profetto, funzionai o non funzionai, a seconda di itta, poi sarvai, trasmitti, torrai generazioni del suo tempo benidori, no? Chi doveva intendere per usare e dove punti tecnica di questa cosa, no? Chi punti non funti mai neutre politicamente, funti sempre scelte che si fanno, no? Finza a capo dell'Ottocento, quando andando in Bogau su Castello. Il Castello di Sassari. Però abbiamo i cantoni sotto di Rablatta. I mui come si adesso sicuramente valorizzato, patrimonializzato, ma in noi dove via su Castello di Sassari. Questa cosa di interesse è comprendi poi questa gente di Bogau da queste cose, no? Oggi noi siamo abituati a tenere un conca sul fatto che tocca allogare già i dotto, non tutto, ma già i dotto. Allassai, nareuso, trastusu di su che ho fatto e di questo che è stato fatto in suo passato, poi su tempo benidori. Questa cosa è una cosa che noi è sempre stati, infatti, ma non veniva da conca nemus da fare con gusta, nareuso, con questa forza e con questa forza di lei, finza a su manco in maniera che si fa di mu e su manco a capo della seconda guerra mondiale, quando nasce su UNESCO, quando su patrimonio, come si dice in italiano, esistette una cosa politicamente vincolante e poi ci sono state le illese, eccetera, eccetera. Dunque, questa cosa di interesse per noi antropologi, de comprendi itta si salvata, commenti si salvata e poi itta si salvata, no? Faccio esempio, c'è stato dei motivi pure, poi a tata tanti sciorroccati su Castello, o in di Castello di questa cosa è all'astima, è un rampado a chi dovevano i vari guerrieri nuovi, come appendici, e dunque, che si racconta Enrico Costa. Esatto, in suo tempo fiada una concezione del suo tempo benidori accappiata a una bidei differenti dei itta dei piadessi tattari e dunque questa via una cosa adesso passato che ora l'ho sciusciata, ma succede in Castello pure quando andate in Bogau sportasa ai squartiesi. Questa cosa interessante è comprendi itta significata in su tempo fai questa scera, no? Mancai poi su questo logo, questa porta, questa serrata, questo muro, vianta un usinno di esclusioni, no? Ma noi in Castello, Castello desuso, via questa classe di dirigenti, pisciati interi sin da tanto, gente che lavora senza burocrazia, fianta appropati po' tempo smeta devorasa, non fianta sardusu, no totusu, però fianta devorasa, o fianta naresu pensausu come si via, montesu, pensavo come te fora, o in spagnolo prima, eccetera, eccetera. E dunque segai, arrogai, dibogai questa cosa, mancai significato pure de nareusu segai con una situazione di inserru e di subalternità, da Antonio Gramsci, no? Chi dove via da... E dunque questo logo via da un logo è una cosa, su Castello, in Mures, eccetera, eccetera, chi o via da sciusciata, tocca da sciusciare, bon di sciusciare questa maniera di bivi subalterna, eccetera, eccetera. L'esempio classico che si poteva fare è la Bastiglia, no? Scieus che quando andanti sciorroccai a Bastiglia, andavo in cui andavo a sciorroccai, e partì questa rivoluzione francese, no? Su tempo nostro è figlio di questo tempo, in una maniera, in due altre, non ho già questione di storia, di bessioso dei inguni, tutta questa modernità, questa contemporaneità di bessi dei ingunisi,
O quindi uno gasti con due misure, con due idee patrimoniali, ma avete in tempo si questa Bastiglia. È un monumento, tocca dalla Semmingu, e dunque se uno poi fa la ragione di questo tipo, e comprendi che un po' di tempo smeta di sciusciare, sciorroccare, finza da bruciare gli archivi, cioè ci sono canzoni sì anarchiche, e non scelte anche del Settecento che nanta a bruciare gli archivi, poi Mingu dove su segnali di questa proprietà, eccetera, eccetera. O in di chi uno non ha da bruciare l'archivio, da arrestano, no, c'è un lei che tutto poi si abrugiai, cuai, documenti, no? E dunque, se questo è di interesse me, poi o in divuru c'è cosa che noi aguantausu e cosa che aguantausu per suo tempo benidori, meta di bruso che in suo passato, basta castelli politica urbanistica, no? Che è un stereotipo, ma non ti vuoi ponni o abbunciare su un muro a seconda dei bivisi, poi ti tocca tutelata questa cosa, no? Ma si scera pure de allogare alcuna cosa, posso tempo benidori, e attrasa da savonni si può sciusciare. Questa cosa c'è finza poi mattasa. Per esempio, Soccallitto. Una volta c'è gente, ma noi in Sardegna, che studiando questa cosa, no? Soccallitto è una matta che tutto noso, se abituato a pensare, è una matta foresa, australiana, no? Azzurro de contos, ma quando è che tipo casi scoalas, eccetera, eccetera, avete prima ho callito in Sardegna. Poi tu devi essere tua politica del rimboschimento, la politica de questo che è vero che è accappiata finza di miniera questa cosa, no? Poi fa diventa traversina, sa ferrovia, fa diventa surre cosa con Soccallito, e poi è una matta che cresce in tre pessi. In molti esti sapruppati dessa gente e finze istituzioni che nanta toccano di bogai sapruppati del Soccallito, poi è tua matta foresa. È una matta che, come ti narro l'articolo di Arega Mavoni, che è la cercatore di antropologia sarda che lavora in Vienna, è una matta che non deppi essere in noi. O quindi sapruppata questa gente che lui firma che all'incuno mese saia, e si domanda che all'incuno con coscienza dei testi su patrimonio, delle stesse identità della saia su tempo benidori, ai figli, ai nepotisi. Ti narra, beh, Soccallito di Dubote Bogai pure. E di Dubogant, no? Uno poi andare in questa conti vecchi, meno a Cante Castello, Danti Segau, Mattasa, autorizzata, non è che sia dal reato, è autorizzata questa segata matta da Eucallitto, che denti 80, 90 anni, su Mannasa, monumento, da Deus, che uno da scastia con due altre bidei, no? Dunque, si scera sempre, i tavai, i tanofai. Secondo me, da un punto di vista politico, meno in Sardegna, questa cosa di interesse adesso, a primo, Nareus, non ho domani di Nene antropologo spiega questa cosa, vado in legge, stiamo vedendo di questa regione, ma cicai canto rus si voidi, fai conosci una misura critica, una idea critica a pizzo delle identità. Dunque, se fai conosci come funziona questo meccanismo, poi ognuno fa scera da questo diavolo, deve studiare. E depisi canto ruggenti conosci sul fatto che siamo sempre scerendi identità di essa appartenenza a cosa nostra, tanto bruso questa appunto si corri più spago sul rischio di fare lontesas. E poi desagatai fra 150 anni con i nipoti dei nipoti nostri, che nanta, ma Castia canto 20 nel 2025, tanti poco tutto Soccallito che ci viene in Sardegna, Castia. Può di essere che succeda questo, no? Uno può dire pure, in suo tempo dell'antropocene, del cambio climatico, che si vivendo in oso, poi tanti depesi se sa matta manca sia foresa. Poi te foresa, uno può fare questa regione pure, e chi uno che sta oggi in dia è tutto con gente, esaviargi, può dire, no? Chi lavora con sommevi. E poi su Soccallito è una matta da importo, perché se Soccallito me di fai pago, Sardegna, mancai sia una matta allena. In ogni carriera viene uno, devo sì, chi tu Castias, Castiendido, Cuisogos, dei Sapiargi, come ha fatto questa circadora, la Rega Mapone dell'Università di Vienna, chi tu Castias, chi questo problema tu Castias, con Sabidei, dei Sapiargi, è tutto differente. E dunque, promuovi pure queste identità, no? È giusto fare queste cose in sardo, è giusto una politica attiva, come si dice in italiano, di promozione della lingua, adesso se contento me da voi gusto, finché se voi questo cambia da su sardo, poi si questiona da sardo, in sardo delle cose che finché sta nessuno di questionata, no? Faccio collaborazioni con Sarrai, Satradi è intervistato una biochimica che fa di proteomica tabarchina.
chi sa contare ITS biochimica, noi non si do conto, poi non c'è proprio da manco No, non abbiamo tempo, ma raccontate, devo fare un'altra puntata. Spero che faccio una pregunta ancora. Issa sprica in tabarchino, no? E dunque a limba de minoria in testa Sardegna, a limba all'oglotta, come si dice, eccetera, eccetera, ITS proteomica e sa biochimica. C'è sto azzurro di cose fatta bene, fatta mai, questa è un'altra questione, come si può fare per diorisi in italiano, in inglese, in francese, è cosa bella in italiano. Noi siamo a prendere un'altra carriera con questo esperimento, già abbiamo esperimento, qui siamo vedendo in un media, con l'audiovisivo, e poi ti posso un'altra pregunta, proprio con il ciambo di Barauri, è un alloglotto, Sassereso, in Campinaneso, torniamo sempre a Pizzo, è un circolo. Poi ta s'allacana che i post usato si allacana manna, e dunque sa che si muove da intro o azzurra de cosa, intro di questa promozione, e dunque sa approntai politica sa identità futtasa e sabiasa, che si anta, secondo me, de importu, bolinai diffundi in sa popolazione una coscienza critica a pizzo dei meccanismi delle identità e dall'assai sapruso vetta chi si pode, poiché gusto, facendo gusto, vinza sa promozione della lingua sarda, della cultura sarda, de su chizzeriao su cultura in lingua sarda, bessi più profettosa. E tanto ti posso una pregunta, la carriera che siamo vendi nell'audiovisivo, nel cinema, con l'identità esatta, come ti la vedi? Io non sono specialista. No, non voglio una cosa di specializzazione. Come quando di Bosia vai da un film di autori sardi e non sardi che fa vedere di Sardegna, quindi so tanto un bel. Posso dire che mi sono fatto sul cinema è proprio audiovisivo in generale, è un esempio di questa cosa di quantai opetta nareus sa porta delle identità e delle politiche delle identità. Poi sul cinema hai una surra di altre cose, di attività, te di lei cosa sua. Cioè tu un film, dopo ti fai in 100.000 modi differenti, no? Ma devi fare un film. E devi funzionare questa cosa. Chi non funziona non bessi bene su film. E dunque non ti puoi inserrai nareus con una bidei strinta delle identità. Perché di nostro film, cioè, noi su 98 a pizzo de 100, 98 in 100, a rischio di bessimmavi, chi tu forza sull'imbazzo del cinema, come sull'imbazzo della letteratura, a intro di una lacca, di una bidei istrinta di identità. No? E dunque, a metà dei film che io ho pubblicato, non sono specialista, ma su scasti, come su scasti tradotti, giocano con questa lingua, per esempio. Giocano con le lingue di Sardegna e quando c'è Renescenti, non sempre naturalmente, questa cosa funziona a livello di uno che è castiende su film come me, che vanno da due castiani che tenni su specialismo di critica del cinema, cosa che non tengo, e si è un bello film. Chi tu stringisi, chi sa lei, tu stringi da intro, non poti si vai questo, no deppi si vai di aici. In cinema e in altre cose smeta, questa cosa non funziona e non hanno da profetto manco della politica nareo su dessa identità o dessa lingua. Secondo me, questa questione in Sardegna è che dove è stato in questi anni una grande nareo, come che appanta ovetto su portafoglio, nareo di aici, o un grande investimento. Menis medias, le università di Castelli di Traballudeo ha fatto a codri con questa regione a rispondendo a una pregunta di questa regione ha fatto questa certificazione linguistica C1 della lingua sarda e sa gente, questo che ne ho pensato che a pizza di questa scuola dove tutti specialisti di ogni materia, linguisti, antropologi, politici, eccetera, eccetera. Poi di questo è per questo dibattito che c'è in giro a pizza di questo che si fa, che questo che si fa, in cui si va in meta e sa gente si accatta pure che dei punti specialismo chi tocca a porre in proi a porre in into des politica sa chi da sa si va con profetto. Sa lingua è un esempio classico. Quando i colleghi linguisti dell'Università di Castello che hanno fatto su C1 de Sardo, no? Sa certificazione linguistica, come te questo è ingresso, questo è il sistema europeo. Sì. Sa domanda, sa pregunta di questa ragione, o lei usa una certificazione linguistica fatta come si fa in prodotti in linguas.
E su Santa risposta, si fa di aici. Poi appunto io sul reggente, dopo sud-est poi questa cosa, ma ti serriamo, mattinamo, già che tu che stiamo su sardo, dovrò fare questo, poi che funziona, poi canto pica, non dai giù questa certificazione del sardo, poi appunto, ho fatto prima che vesti ufficiali, no? Manti frigao, ma cosa all'estero, bene, non si fa, che se parla ora a me in cui, poi è esattamente come si ingresso, cioè a parte ora a me in cui a B e fai prova, sa bili, che lui scisi di aderuso, questionai, scrivi e comprendi su sardo a livello C1, appusti che ti fatto a primotta, e poi ti fatto già i che ottasa, appunto hai gente che conosco, che trabalha con questa lingua sarda, eccetera. Ma tu ci via difficili. Certo che è difficile. Quando tu fai dei ingressi, è facile? No, devi studiare. Su sarda questa lingua cosa tua, certo, però scieusu che è una lingua di minoria, che è problema, no? Braina non fa bassa a nessuno, non fa bassa a nessuno. Sa questione è cussa, no? E dunque, l'Università di Castello ha fatto questa cosa sull'Università di Castello, su C1 di inglese, ha fatto un master per i maestri che hanno a la didattica della lingua sarda, in i due punti a intro, cursus che srementi non tanti a imparare su sardo o a imparare le questioni di cosa sarda, ma commenti tu vai, questa metodologia. E finza questa lezione, sì, a scanto dei gusti, funti stette fatte a primotta in sardo, dopo ho fatto un corso, fino a 6 ore, fino a poco cosa, di antropologia, didattica dell'antropologia della Sardegna in sardo. Altri colleghi hanno fatto storia. In sardo campidaneso. E su sardo cosa mia, sceus, una leusa che uno impara su sardo, tu comprendi, eccetera, eccetera, comprendi di varianti pure, è più difficile che usare l'oglotta, no? Poi sulla barchina, su Gaduresu, per esempio, su Salgheresu, su Catalano, funti non per usare teso, dunque la ci fai sorigano, potete scomprendi, a pago, tu li comprendo. No, io ti comprendo che faccio la balestra, la balestra. Ma è questo, questa è un'altra questione che la gente secondo me non te. Hai di bonirti un po' di curiosità e di ponerte ad accucchiare. Devi accucchiare con il corso per il studio, ma gli studio, ma una condizione di comprendere. A questionare con questa gente. Infatti uno dei strumenti, dei strastus più da importo, la questione di questa cosa, è la biografia linguistica. No? Come è che tu questiona questa lingua? Poi tutti questionano su la lingua. Come è che ti sei imparata? No? E quando castias di accanto questa dinamica, ti rendi conto che non è che è una lingua da adesso su DNA o non da adesso, no? Come te così nata, ma questo è quattro usato, non lo comprendo. Tocca a si domandare, poi tu comprendi, e poi ti manca idea che ha fatto questa propria vita, cosa tu comprendo. Poi ti devo comprendere già non tutto, non è che sono fluente, però tu comprendo. Locutoreso. Io penso che vuole la curiosità, perché. Non c'è questa curiosità, è che due punti logos, inni si imprea su sardo e inni podisi nareusu pigai o competenze passive, degussa varietati del su sardo, poi banda samingunis. Poi me, adesso cresco con questa famiglia cosa mia che a me come tutto praticamente per il tempo del 77, babbo e mamma mi questionante in italiano, in tre su questionante in sardo, can qualcosa mi danno in sardo puro, pago, ma con noi si vede a iaia mia. Chi questiona scetti sardo. E dunque sa che lì è sa meccanica, sa dinamica di questa cosa. Chi deo abbiamo questionato una iaia mia, depemmo conosci su sardo. Su sardo chi questiona, infatti non è manco di sabida mia, non è manco di liquido, dei musei, cioè è vengo accanto. Però dove punti differenti, micro differenze, che uno de bida mia lo comprende, ma poi te nasa di aici tu, di iaia mia. A pusti di gusto, se andava a dove si studianti meno in Castello, ma in cui vi appena de bravaraginhos, de capesus esus, de gente che questionava in sardo in tre issus,
sa curiosità, sa musica, no? Uno ascolta Maria Carta, ascolta Maria Carta. Io con i colleghi miei, quando mi dicono non lo so come papà usa Cereso, allora dico, ti devi ascoltare Rodrigo Folk, ti devi ascoltare Giovannino Giorgio. La Melinzana. No, la Melinzana, tutti questi cantanti che hanno fatto di Raringa una ristoria di Rosa Cereso, a chi bisogna di ribarauri antichi, di ribarauri che non è che risenti ogni dì. E sulla musica, aggiungo di dirti una cosa, tu non so se ti rammenti, noi ci siamo conosciuti nel 2007 con l'orchestra Clown. Ti pagogneggio un po' caretto. Ti avevi avuto un naso ruvido. Penso che non ci sia fotografia, spero che non ci sia fotografia. No, vi sono i video. Infatti non volevo. Vi sono i brovi. No, l'orchestra TTH Brass Band aveva fatto orchestra Jungle Bells, ovvero concerto di campane. Adesso non mi da ricordare questo spettacolo. All'Ariera, ti rammenti? Mi dà ricordo da Femo, da centro in Sassari. Abbiamo fatto in centro in Sassari e da poi... a Latiduzzi anche, no? Commenti? A Latiduzzi? No. A Rattidozzi, in giro Palazzi Dai. Sì, non mi dà ricordo bene, poi abbiamo attoppiato... Con Gianluca Zeni. Sì, gente del suo quartiere, da Latiduzzi. Sì. Mi dà ricordo che vi una cosa... No, che mi ha toccato pure, poi Tattari non la conosco bene, a suo tempo non la conoscevo. Tu lo so che quando dici, ma conosci qualche un assassino? No, io non conosco nessuno di a Pustetti fai un maestro di antropologia in Sassari. E poi abbiamo Ghiltu. Questo Ridenti dai. Tu hai suonato un silenzio. Abbiamo provato un silenzio con questa trombetta. Destrutturato in tavolino così cucina, no? Destrutturato, poi un anno sull'altipiano l'audiolibro di Emilio Lussu che è questo pure però è passato anche un anno mi pare. 10 anni. 10 anni. 10 anni, a che l'abbiamo fatto nel 2016. Sì, mi da ricordo mentre seriavo scettico fare questa cosa e mi abbiamo posto questo problema poi Finalmente. Io sono appassionato di Emilio Lussu naturalmente, puligio su cose, faccio parte dell'Istituto Sardo per storia dell'antifascismo e della società di OND, sono nel suo direttivo e dunque se cresce finché una militanza, se da podinai o attivismo entro in un contesto in... Poi passiamo nello già un quantenario della Mulci. Sì, quest'anno è gusto e 80 anni della liberazione pure. Dunque, finché con istituto, con Sasco, si sono venendo sulle cose e io adesso vengo a pizzo di Emilio Lussu. Penso a capo di quest'anno e dunque quando un manti zerriao poi fai questa cosa ma anche i vesti non come antropologo ma come musicista poi subito e poi intanto questa questione vede che questo è un libro di letteratura europea, no? È un libro sardo poi Emilio Lussu non deposito bogai in nascio cresciu e pesau soprattutto di questo che ha fatto può donare può cambiare vinza sabirei chi sardo tenianta dei su tutto quando isso ha fondato sul Partito Sardo di Azione questo naturalmente è sul partito politico penso che sia sul Rubeccio ancora viventi sul Stato italiano poi sul Partito Comunista e sul Partito Socialista si punti prima no, sul Partito Socialista via da è nasciuto prima ma non c'è pruso c'è sette periodo che non c'è sti stetti dunque ma continuativamente sul Partito Sardo penso che sia sul Rubeccio e questo ha cambiato questo evento politico impari a sa guerra manna naturalmente deve essere appillo con i combattenti eccetera ha cambiato meta sa maniera dei sardi su dei gastiai questa esperienza di guerra è commenti dati trottogiata adesso Emilio Lussu, Camillo Bellieni questo su chi antifattura e dunque se quando manti serra a fare questa cosa poi no devo non sapere a me, fai questo silenzio, a parte che suonava il mia banda, sapevo la vita, quindi riuscivo a fare poi gusto, poi se cresce, nasce pesante questa banda di vita mia, questa banda musicale, e dunque ogni festa che facciamo delle Forze Armate, 4 novembre, eccetera, ci via sempre su silenzio dei fai, con questa trombetta, mi tocca a me quando abbiamo prima tromba, e dunque riuscivo a fare, teniamo anche a duda, ma commenti estetti hanno fatto questo traballo che
poi in pro, come ti ho fatto sul libro di Emilio Lussu, chi fa da ITS a guerra, in questo tempo che si vivendi, gli da toccare in Areusu ad spiegare bene. No tanti, secondo me, questa questione non è tanto ad spiegare i giovani, questo sono stati già compresi. No, arrivederci. Poi a me noi penso senza questione, non sciughi potevo questionare di politica, ma a noi senza questione che chiunque che su maggio del 1915, le radiose giornate di maggio. Giovani che vanno a prato, fanno questa guerra, e mo è su contrario. E come ti diventi il beccio che è nata, fate questa guerra, naturalmente non sicuro se ho bene, sono sincero, sì. questa guerra, Dio sono riformato, quindi figurati, ma tu? No, io sono abile. Ma posso dare, secondo me, su a 50 anni, ma sono dipende, faccio affidamento, non ti serve. E dunque sai commenti che questa gente è nata fare questa guerra, e isso giustamente i spacos che ci funti, poteva toccare a questo pure, che deve essere una questione demografica, pure in Sardegna, quanto funti, spicciocchetto, i edadi della in guerra, no? Non che avremo un'altra cosa sullo spopolamento. Vabbè, si immagina che è una cosa bella, ma appunto, durante a isso, ma ai vecchi pure, che questa guerra è cussa, ed è contata in questo libro di chi l'ha fatta. Penso che quando ho giocato a Barenti di Milano, che erano un po' di generali, tutti i riselli, e ha giocato un rubugio, ha giocato parla di Pisa, mi gioca sul chiado perché ha giocato pazzi per tenere danca le cose, invece da voi di Ravvini hanno detto, È custa. Questo è. Sì, non fai una guerra. No, sai che storia è compressa pure, perché i militari in generale duscinti a Marolla, in questa guerra, è esatti cose issus, no? Ma chi sia da duscinti, e dunque a volte fai finza a Rio o Prangi, che nanta fuori di profutto i generali a pizzo della guerra dei politici, no? E dunque pare che questa guerra sia fadeso, se vivendo di tempo, spero di non vivere tempo di guerra, questo sicuramente, ma chi è commenti chi si veste di scarescia questa lezione, no? Questa lezione chi Emilio Lussu ti ha fatto da contare, non è che andavo, io via da uno dei corsi che in maggio del 2015 è andata a fare questa guerra, interventista, ma da voi va pensato dov'è? Davo proprio, ma se esperienza ha portato a Nai, mai Brusu. Parli di una cosa retorica e infatti, in effetti il 18 viene una cosa retorica, poi ti ho detto da fare questa guerra, no. Ma è come chi oggi sia da scarescia na Reusu, non è tanto questa questione della retorica, questa lezioni della seconda guerra mondiale, no, non è questa questione, è che questa memoria chi poi ha donato frutto, no? E dunque ha produso istituzioni che anticicau, non antifatto di tutto, ma anticicau, di evitare che quando ci muti due status che c'è tanta faccia questa guerra, come te sono. E come che questa memoria del suo sentito che ha portato questa cosa fesi sparissia. Fesi sparissia completamente. Da pubblico vinse il 25 di aprile via da 80esima liberazione. Siamo anni, siamo anni, da nostri Sascos, Istituto Sardo, prima si seria da ISRA, Istituto Sardo, sa resistenza e sa autonomia, che vi ha sempre meno in Castello in Tattari, no? E dunque a Picciocchedo, quando eravamo studianti all'università, andavamo, Mengu, eccetera, eccetera, e ci vi è tutta questa polemica a pizzo del suo fatto che vinse a questo momento, vinse anni 90, Nareus, 80, 90, sa resistenza, sa bruppatti, sa retorica di resistenza, per ridurre a savatti militari. Dunque, è tutto su mainstream, via da no, de peso gestionare di resistenza civili, no, scelto la cosa militare. A un certo punto, o in D, pare di essere tornato a co, no? E dunque, se tu ma lo vai che i partigiani che dopo con Notto, che ha intervistato, ha fatto un film a pizzo di partigiano di Castello, Nino Garau, il comandante Geppe, che ha combattuto, che è morto anche anni fa, ha combattuto in Emilia, e isso ha molto gente, ha fatto questa guerra di liberazione via da partigiano di pianura, no? Bisogna poter assimilare nelle commenti tecnica, non commenti ideologia, a questo che viene da lotta armata, ma non in Italia, cioè tu vieni una persona che viene clandestino, con un documento falso, a introdurre a bidda o dove zittati. Una bicchiora. Esattamente. E non fia sti monti, no, i banda, se via sta, come il gap, una cosa di aici. E quindi via sta dogna di rischiare sta vita e boccia sta gente. Issu sa lezioni per umana, ma la lezione per umana dessa resistenza a meno estetica che scetti che si diseu su po causa de mese vesi i fascistas e tedescos, i nazistas.
Ma sul fatto che questa esperienza de bocigenti, de fare questa guerra, de piadessi s'ultima per me. E dunque dobbiamo fare tutto questo che via possibile vai, poi non torrai questa cosa. E come che questa, su grai, che ha di moviu vinza meta gente per questa resistenza che si stati cancellati o scarescia in questa tesi, no? E dunque si dice, ma questa resistenza pure via da una guerra. Ma via da guerra marolla, no a bolla. Via da guerra poi non potevano fare de manco de fare gusto, ma su sentito che diventa intro, via da chi spacesse questa guerra. Sapete parte di interviste, libri, come è che si prende questa resistenza? La scelta, una fenoglio, no? La scelta, che li via. Sapete parte di questo che con noto Deo, o che appuliggiano, Deo o abbiamo che accabessi questa guerra. Su motori, via questa spinta, no? E dunque, chi sta tornando all'usso, questa esperienza che si è fatto, che si è pillo in un anno sull'altipiano, che si può, posto un pro e devo fare scelta con un conedo di musica, e tu prendi il protagonista. No, vabbè, siamo 70 incubazioni. No, anzi, siamo 100 bassoni, poi cosa bisogna? Sì, mi dà cosa che abbiamo sulla sua regione. Barinos di Cavò, e bisogna Jonathan della Mariana, Jonathan della Mariana, poi ci via da... Vesero Concordo dello Surzese. Su Concordo dello Surzese, sì, via una cosa coralli, come te sopra del lusso e tutto. Tanto Franzi, io faccio l'ultima pregunta. Un bisu per Sardegna, un sogno, cosa pensi? Non avevamo tempo, Abbiamo un po' di citare a Alessandro Barbero che quando domanda, ma secondo voi storici in italiano, cosa succederà? No, adesso passato, adesso Benitone non diceva nulla, a sul massimo dice che una cosa adesso passato. L'antropologia non è storia, è una cosa differente, e dunque mancai qua ci vuole gettare pure a chi sta nel suo tempo Benitori. Ma un bisu non dice secondo me è un problema meta è opportunità di bruso però in Sardegna. Quindi besseus non so come ti da dei modas che hanno sempre spinto il sardo, la politica sarda, fizzi intellettuali si carinconotta. Accurri a vattu de un leppiri scetti o come si dice accurri un quadro scetti il sardo c'è stu dici chi curri 100 quadri non lascia per mancuno, no? Secondo me invece non è proprio una cosa è fatta bene. Questo è su diccio, ma questo che è capitato anche noso è secondo me in sardo c'è uno diccio chi curri 100 quadri non lascia per mancuno, no? Che poi tocca la sicurezza la pista della cosa scetti. È vero, ma secondo me uno dei problemi che ci sono stati in Sardegna, ma questa è una valutazione già filosofica che stiamo facendo, è che dogna tanti e userà un quadro scetti e l'unico quadro via cusso. L'unico quadro via cusso, no, cioè, finza savo il devozionale su piano di rinascita, no? E noi su quadro via da modernità, di industria. O indi è difficile acciappare gente in giro che in eredità. No, ma l'industria a noi ha portato finza da traballo, di non c'è più nessuno che non di aici. È già impossibile. Quindi questo quadro non esiste bruso. Ma dubisi finza divemo cristiani da Liceo con una storica amica mia che li essi la letteratura sarda storiografica a pizzo di industrializzazione in Sardegna. Cesti, ma è già in Udda. Confronta altre cose. La letteratura antropologica non di Chistioneus, praticamente non c'è nulla. Beh, sei tu, no, che ti puoi buoni. L'unica cosa, fonti minieras. Paola Azzenia, che ha avuto negli anni 70, un'antropologa di Carbonia, che è stata la prima antropologa mineraria in Italia, è una delle prime in Europa, questa antropologia non si occupava di industria di miniera, assolutamente, via cosa di sociologo su questo. Teniamo su Sallaccanam in cui pure interdiscipline. Tu bandas atteso o qui messaios e pastores. Deu sociologo mi occupo dell'industria, della città, eccetera, eccetera. E io sono stata la prima antropologa mineraria in Italia, a Sacabo degli anni 70, e l'unica ora poi per me, quando noi cominciamo a tornare a lavorare a pizzo di queste cose, questa generazione cosa mia, Felice Tiragallo prima di me, tra l'altro
poi diventa politica, no, de promozioni su patrimonio minerario, sul Museo Nazionale del Carbone e dei Carboni, su Parco Geominerario, eccetera, eccetera, appunto cominciamo con isso su Deo. Ma de chi no, non c'è una riflessione critica manco dei intellettuali chi non si aspetti a cussuno e uguardo, no? Via sta strada sbagliata. Che se considerai e castiai commenti questa cosa ha cambiato in beni e in mali sa Sardegna, commenti sa Sardegna de oggi è filla vinza di questa industrializzazione, che non hai patenti, secondo me uno dei problemi è che ad ogni tanto in Sardegna si scera do guardo, scetti uno, adesso posso dirci, no? hanno ancora 100 quadri, e i altri sono commenti che fai senti una vesta, una cosa che no, in tempo, Giulia Gioni tu conta sempre questo, no? Io veniva da una bidda, arriva da meno in Castello, banda da Sighiri, Cirese De Martino, e a primotta comprendi che questa cosa che me ingunisi ci viene avuliendi, ma proprio questa cosa materiale, no? Sammopa antica, in maniera che fai sa laurera, eccetera, eccetera, fiera di importo, ci via callincuno che si studiata, no? Poi in suo tempo, questo via su passato ci fuiai, e tocca a seguire 4-4. O in D è sul contrario. Tutto su un'anta, che tocca a torrai a sa laurera, tocca a torrai a Savastoria, tocca a torrai a agricoltura, il ritorno, neoruralismo, eccetera, eccetera. A volte da un'anta, poi non duvanti, no? Questa terra è in basso, questa è una cosa che devo imparare bene, devo la famiglia. Esattamente, no, ma penso in tanta rivoluzione dove sono sorgenti che nata, tutta l'orticoltura delle datte, non arrivando in venute scala di gioco. Non ve ne più orti. No, non ce n'è più, è una sorgente che io da toccai, a torrai, a pillu, dotti, sattisi, del sucauli, del verdingiano, eccetera, eccetera, ingusavati delle scala di gioco, poi te lo devo fare. No, io la toccai. Dunque, a volte si sighi in ti guardo su che tenni coscienza del suo fatto che è complicato. Chi deve pensare, ho bisogno della possibilità di una Sardegna plurale, chi sighi di pro quadros, chi non si chanta scette su turismo, o scette su industria, o scette l'assai su turismo fa schifo, su industria fa schifo, tocca la torre a Laurera, no, poi tocca la torre a industria 2.0. Ci chiede da biri, come una cosa plurale, in due punti. C'è il logo e c'è da DPS il logo gente meda e poi fa inas. Il logo vi avevamo, tutti quanti potremmo pensare a una cosa. Fissa fosse industria, non so, cioè, certo che non si può più pensare a industria come questa che deve in suo passato, no? La Bumitra ballava adesso il rama che vede a moquette, che già vintage questa cosa, sta moquette non dà proprio nessuno. Deve la fabbrica manna de moquette in Macchiareddu in noi, che ti serrao fare sul posir, quindi dunque questa crisi della sera sarà saco. Chi devo casi questa esperienza, certo, quando babbo mio mi contava che fa detto fosse un terra ci gettata sa cimosa, se il resto della cosa, volenta fuoco, poi te usa via sa lei prima della tutela ambientale, poi se fai un fosso ci vuole è ovvio che devo industria dici no dollu, questa coscienza di oggi sa di imparare che questa via una cosa sbagliata, ma poi di bivi o isola come questa Sardegna, che è industria nuda, deve fare scelte di turismo, deve fare scelte di agricoltura, deve fare scelte di un certo tipo di agricoltura. Secondo me, Castiai, quando abita i plurali, sa Sardegna, finza fosse energia, per esempio, che è un altro tema in cui c'è gente che no, niente paleoliche, o nuda pannello fotovoltaico, o altro, no, questo è su futuro, sono i beneditori della Sardegna. Sempre come che si deve fare scelte uno quadro e no Castiai. Dobbiamo fare un pari e abbadare più cose. Esattamente. Tanto hai detto una cosa, quadro, ma non ti posso dire. Dopo una volta sei in un luogo serio. Ti do grazie per chi ti ha già ciarrata, è un piacere manno. Grazie a usato se mi sei convidato. È stato un piacere. Avete Zisani, chi tu è contami, e mi impari a Francesco Bacchis. Avete Zisani, alla prossima.